nuovo vlog. Avete visto che è iniziato praticamente con me che andavo sul tapirulano e ho appena finito. Oggi ho fatto, signor, non ho fermato il tempo. Ho fatto 4 km tra misto tra camminata e corsa, tutte e due. Sto migliorando, devo dire. Sono arrivato Franz, quindi niente, vi saluto. Era solo un breve video così per iniziare questo vlog. Celestino! Ciao Celestino, ciao Celestino! Mamma che permesso! Celestino! Celestino! No, no, io ti le coccole alla ciccia! Silvano! Silvano! Io vorrei farvi anche vedere i gatti, ma spariscono. Beccato, c'è un Wally! Ecco Wally, mangiato Wally! Ma sei tutto sporco! Ma cosa hai fatto Wally? Ma cosa hai fatto? Sì, Wallo dei Wally! Sì! E qua c'è Pisola! Ciao Pisola! I miei gatti lavorano la mattina. Questo è Pepe, Lavora. Mamma, cosa hai fatto? Guarda dov'è la scatola. Questa era precisamente qua. Ok, però le cucce sono ancora lì, non le ha spostate. Dai, prendi il sole! Che belli. Siete un po' casinisti, cioè la casa è pulita la mattina, quando torno è un caos, è un caos. Oggi passiamo per la prima volta dopo che hanno tirato giù un pezzo di casa. Beh sì, dai, non male. Allora, domenica, qualcuno dorme, qualcuno prende il sole. Pepe, buongiorno! Buongiorno! Che bello il sole! 10 gradi in questa stagione sono tanti, quindi è caldo e il sole è caldo. Ho ripreso questi barattoli all'Aldi, sono ancora da lavare, infatti vedete che hanno una patina opaca ancora da lavare. E dai cinesi invece ho preso questa bottiglia per l'olio, perché se no cola sempre, da quelle normali cola sempre tutto l'olio e si sporca tutta la bottiglia, si sporca il mobile, eccetera. Ah, Pepe! Cioè, vorrei andare a camminare a quest'ora, vestirmi e andare fuori, solo che devo ancora far colazione e quindi mi sa che non lo farò. Vorrei mettermi qua con questo concerto, non è il massimo, e odore di motosega. Vorrei mettermi qua a far colazione. Oh, ha imparato a usare le cuffie anche. Ha visto un uccellino? C'era un Cippy? C'era un Cippy? Sì. Ci sta bene là al sole. Signorino! Allora, buongiorno! Oggi ci abbiamo tanto sonno! Oggi...
ultimo sole, ultimi raggi. Basta, ho preso l'ultimo sole, credo di essere abbronzatissima. Non sono a casa, ma diciamo non sono tanto distante e ho fatto i miei 7 km ieri, saranno 8 alla fine arrivando a casa. Dopo vi metto lo screenshot dell'orologio, anzi vabbè, vi faccio vedere il percorso. Avrei potuto riposare essendo domenica, invece ho camminato. Che sei, Simon, o sei Sprite? Che Simon! Vai su a casa, dai. Sì, patata, vai su. Brava, Simon. Sei tutta sporca. Brava, Simon. Andiamo. Dai, andiamo. Andiamo. Dai. Andiamo su. Andiamo su a casa. Brava. Sì, andiamo insieme. Mia mamma ha ancora tutte le coperte di fuori. Ma è andato via il sole adesso. Vieni. Probabilmente anch'io, perché Franz secondo me non ha tirato dentro niente. Ho ancora tutto steso. Vieni, Simon. Dai. Ciao, Simon. Ecco. Qua siamo più lontani dalla strada, meglio. Ciao, Leonessa. Che bella che sei, Leonessa Maionese. Posso entrare nella vostra casa? Che bella casa che avete, puzzicotte. Che bella casetta. Ciao, Sprite. È obesa. Sprite, hai 2 cosci di pollo giganti. Cosa paura. Sprite. Guarda, cacchioni. Sono al telefono, lei non è abituata a farsi riprendere. Ciao, Leonessa. Mamma mia, maionese qua. Bella. Di. Patatina fritta. Bella. Ah, ma c'è anche Micio Silvestro e Micio Saponetta. Ciao. Hai visto che ti ho portato tua sorella Simon? Adesso chi va più a casa? Vero? Andiamo. Sì, sono a casa, che bella luce. Questa è la luce perfetta. Sembra la faccia quasi perfetta, questa luce. Io sono contenta di essere a casa. Alla fine ho fatto 8 km 88. E questa domenica anche adesso mi farò una doccia e poi relax, basta, non si fa più niente. Basta. Sono riuscita a seminare i gatti, ho fatto tutta una corsa e li ho seminati, perché quelli mi seguono purtroppo e non voglio che attraversino la statale, anche se so che lo fanno per conto loro, ma a me basta non vederli. Sto sporcando tutto, vi abbandono. Tolgo le scarpe, che meraviglia. E anche per oggi è fatta.